allora perciò ti dico, allora qualcosa di marcio, se poi tu vai ad unire tutti i puntini, il marcio esce fuori perché il decreto giovani, cioè il decreto giovani è una cosa fatta per gli stranieri. Cioè, allora una società come l'Udinese non gli conviene andare a prendere il ragazzo italiano perché si va a prendere lo straniero perché risparmia. Allora, capito, è tutto un sistema da rifondare, soprattutto noi tifosi, perché noi tifosi siamo il primo male della nostra nazionale. E chiudo dicendoti che quando la nazionale ha fallito l'ingresso ai mondiali, che se ti ricordi io volevo fare lo speciale, io mi sono andato a informare. Tutte le nazioni, che sia quella inglese, che sia quella spagnola, che sia quella francese, quella tedesca, dopo un grande fallimento si sono rimboccati le maniche, hanno creato dei centri specializzati A per i giovani, B per gli allenatori, e poi i risultati sono quelli che stanno avendo oggi. La Premier League è il miglior campionato al mondo, la Francia è uno squadrone, l'Inghilterra che fino a ieri non era nessuno tra virgolette come nazionale, oggi l'Inghilterra parte come una delle favorite per la vittoria del mondiale, cioè, permettendosi di lasciare a casa gente come Palmer e Foden, aggiungerei. capito?